Well, you can tell by the way I use my walk, I'm a woman's man, no time to talk. The music loud, women walk, being kicked around. This is how I walk. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Hitman Absolution. Quest'oggi continueremo la nostra avventura in single player. Ci ritroviamo nella reception, ovvero il luogo dove siamo arrivati appunto nel video precedente, il parcheggio del motel. I civili sopravvissuti vengono radunati ed eliminati dalla squadra di polizia dell'agenzia. Danni collaterali. Allora, rimangono altre due Saints da far fuori, Diana Rodnik ed Anisia Rodnik, a quanto pare due sorelle. Nate in Serbia da una coppia mista serbo-croata, persi i genitori nella guerra balcanica, si unì al gruppo di guerriglia partigiano assieme alla sorella. In seguito entrambe coinvolte in un movimento di vendetta clandestino. Marcata attitudine alla strategia e alla tattica, forte legame con sua sorella e partner sul campo. Allora, probabilmente potremmo utilizzare questo, questo punto debole a nostro vantaggio. Vediamo un po', innanzitutto c'è una bella cassetta del pronto soccorso, possiamo rimediare a tutte le nostre ferite, vediamo se la nostra bruciatura in faccia è passata. Mi sa che non potremo farla andare via così facilmente. Attenzione. Come non rispondono? Ah, una Chiamali di Saints. nuovo. Sì, signora. Diana. Chiamata per squadra Saints 1. Rispondete, Saints 1. A rapporto, passo. Cercheranno Sono le altre rumori di Saints. Qual era la loro ultima posizione? Il passaggio al primo piano, signora. Strano. Continua a provare, soldato. Avvisami appena riesci a contattarli. Bene, sono sulle tracce delle due Saints uccise. Bene, allora vediamo di capire più o meno che cosa possiamo fare. Qui c'è una bella porta, vediamo dove conduce. Ah, immediatamente al parcheggio del motel. Perfetto. Allora, stiamo attenti, vediamo innanzitutto cosa c'è qui dentro. Questa è la reception, ci sono diverse guardie armate con giubbetti antiproiettili e anche con armi semiautomatiche. Qui c'è un bel porta ricevute, questo potrebbe esserci utile magari per attirare l'attenzione di qualcuno. Allora, vediamo dove va la nostra bella Saints, questo è molto importante. Vediamo, probabilmente devono essere molto lontane dalla nostra posizione, almeno a 100-150 metri. Vediamo di essere... Attenzione, forse qua da questa parte c'è qualcuno. Vediamo, apriamo la porta. Ah, maledizione, già c'è qualche guardia. Vediamo cosa possiamo fare. Io direi innanzitutto di eliminarle attirandole qui dentro, magari utilizzando il nostro bel fermacarte. Allora, proviamo innanzitutto a portarne qualcuna qui dentro. Ah, vedo che c'è anche un bel box, come dire, una sorta di frigorifero, quindi magari possiamo nascondere qualcuna qua dentro. Vediamo se arriva il nostro caro amico. Vi ricordo che abbiamo sempre le nostre belle Silver Bailer. Vediamo se sta arrivando qualcuno qui vicino. Vediamo un po'. Maledizione, non ha sentito bene il rumore. Vediamo di spaccare questa bella ballerina al muro. Avanti, amico mio, questa l'hai sentita stavolta, eh? Vediamo un po'. Eccolo. Eccolo, sta arrivando, perfetto. Magari devo riuscire a farne fuori almeno due, in modo tale da essere più competitivo quando dovrò muovermi all'interno della reception. Eccolo qua, il nostro amico con gli occhialoni. Vieni, bello! Ah, addirittura il nostro stesso equipaggiamento. Vediamo di neutralizzarlo per evitare di perdere punteggio e soprattutto nasconderlo nel nostro box refrigerante. Mi sa che si congeleranno le chiappe al nostro amico. Andiamo, non farti tirare, bello. Portiamolo qui dentro. Perfetto. Allora, io direi di prendere immediatamente il suo fucile, perché potrebbe esserci comodo, magari qualcosa andasse storto. Quindi prendiamolo immediatamente, vediamo se possiamo attirare qualche altra persona con qualche altro oggetto. Queste belle bottiglie di rum non possiamo prenderle. Maledizione. Oh! La Saints, dannazione. Ah, torna qua in pratica. Vediamo. Ah, lì c'è addirittura un altro box frigorifero. Possiamo nasconderla là dentro se riusciamo a fuggire da questa posizione. Possiamo prendere immediatamente la nostra mannaia o quell'estintore per continuare ad attirare l'attenzione qui dentro. Allora, vediamo. Ha un uzzo nelle mani la maledetta. Proviamo, attiriamo qualche altra bella personcina. Abbiamo attirato l'attenzione anche della nostra bella amica. Vediamo un po'. Ecco, vediamo se possiamo portare qui la nostra guardia. Maledizione. Sono proprio mezzi sordi questi stronzetti. Vediamo di portarlo fin qui adesso. Avanti, amico mio, non farti... Oh, che abbiamo distrutto, maledizione. Ah, la chitarrina appunto stile, come dire, hawaiano. Mamma mia. Ok, ecco che sta arrivando anche il nostro secondo bersaglio. Vediamolo. Ecco qua questo cicciottello, 100 kg di persona. Vediamo. Questo sarà una gran fatica a sollevarlo. Ci prenderà una bella ernia prima di portarlo lì dentro nel baule. Ok, prendiamolo immediatamente perché potrebbe essere pericoloso lasciarlo qui in terra. Però ovviamente abbiamo solo due posti disponibili nel nostro frigorifero. Ok, amico mio, prendiamo questo bel suino e mettiamolo qui dentro. Benissimo, ovviamente lo riprenderemo più tardi. Vediamo di prendere anche questa bella mannaia. Raccogliamo anche l'ultimo bersaglio. Allora, vediamo se
arriva da queste parti, c'è un bel frullato qui di ananas, mi sa che non possiamo contaminarlo come abbiamo fatto nel video precedente. Ok, proviamo ad attirarlo. Vieni amico mio, avanti, prendiamo le nostre belle pistole, casomai qualcosa vada storto. Ma qua c'è anche una bella grata, vediamo dove porta, probabilmente un condotto dove troviamo dei mozziconi di sigaretta, sarà fondamentale per trovare la strada. Allora, vediamolo, ecco qua il nostro caro amico, vediamolo, eccolo, sto reduce di guerra, vediamo di spezzargli il collo, vieni bello, ok, abbiamo eliminato 3 guardie in 3 colpi, perfetto. Questo lo dovremmo lasciare da questa parte, perché ovviamente abbiamo terminato tutti i nostri, come dire, le nostre possibilità. Allora, nascondiamolo magari più dentro in modo tale da essere più furtivi. Allora, vediamo dove porta questa bella zona. Diamo un'occhiata, attenzione alla testa, Hitman, la tua cappucciona pelata, perfetto, ci sono tanti mozziconi di sigaretta, quindi questa deve essere la strada. Allora, vediamo cosa c'è qui intorno. Maledizione, questa deve essere... Ah, la Senza è arrivata, benissimo, vediamo se possiamo intercettarla. Allora, dove siamo? Ah, probabilmente abbiamo attraversato la stanza. Vediamo, mazza da golf. Questa la possiamo prendere, potrebbe essere molto utile. Vediamo se possiamo attirare la Sainz qui dentro. Vieni, bella mia, vediamo. Oh, maledizione, forse ho attirato l'altra guardia. No, 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 lasciami in pace. Sta arrivando proprio lei. Perfetto, vediamola. Eccola qui, le nostre belle Silver Bailer. Apriamo la porta, vediamo dov'è. Maledizione, eccola qui in terra. Beccati questo, maledetta. Perfetto, vediamo di raccogliere il suo cadavere e portarlo via. Se qualcuno entra qui dentro, si vuole prendere un gelato, un ananas, come dire, mezzo congelato. Quindi mettiamola da questa parte e cerchiamo di essere più furtivi possibili. Ok, vediamo un po', possiamo lasciarla da questa parte. Ok, ci siamo presi ben 31.000 punti, vediamo se ha qualche arma in particolare, qualcosa un pochino diversa. La nostra mazza da golf l'abbiamo persa? No, mi sembra che l'abbiamo lasciata qui in terra. Ah, qua c'è una mazza da baseball, potrebbe essere anche di meglio. Allora, vediamo cosa c'è da questa parte. Ah, il box frigorifero. Attenzione, vediamo dov'è l'altra Sainz. Ah, questo è il cicciottello che ci ha accolto appunto nell'hotel all'inizio. Vediamo quello che ci ha appunto detto della colazione. Vediamo cosa dice. Un'operazione di sicurezza nazionale. Il governo la rifonderà per i danni, ma per il momento ho bisogno della sua collaborazione. Venga qui se non le dispiace, signore. Molto obbligato. Ah, lo vuole fare fuori, maledetto. Avrò il piacere di spaccarti la testa a manganellate. Allora, vediamo. Possiamo sfruttare questo momento per capire più o meno dove si ritrova l'altra Sainz. Allora, vediamo. Allora, a quanto dice la mappa è a circa 150 metri dalla nostra posizione, dietro quel SUV di color nero. Allora, vediamo un po'. Vi ricordo che abbiamo sempre la nostra uniforme da soldato dell'agenzia. Ah, maledetto, l'ha ucciso! Maledizione. Ah, questo deve essere proprio un vero e proprio parcheggio. Infatti quella deve essere una specie di stazione di benzina. Quindi probabilmente se spariamo a quella, come dire, ai barili di benzina faremo saltare tutte cose in aria. Quindi innanzitutto proviamo a ottenere vantaggio dall'altra parte. Mi sembra di aver visto un'altra porta di accesso, magari una porta sul retro, proprio all'inizio. Quindi magari possiamo passare da quella parte per essere meno, per dare meno nell'occhio. Vediamo un po', eccoci. Allora, vediamo un po' cosa c'è da questa parte. Ci sono diversi eccola la Sainz, maledetta, proprio dall'altra parte della mappa. Probabilmente si sta fumando una bella sigarettina. Ok, allora, vediamo un po'. Qua continuano le guardie ad andare avanti e indietro. Maledizione, vediamo un po' quello che possiamo fare. Abbiamo molto istinto e questa è una cosa molto positiva. Vediamo un po'. Maledetto. Vediamo quello che possiamo fare. Magari possiamo attirarlo da questa parte con l'antifurto. Dannazione, è una situazione abbastanza complicata. Vediamo che succede. Eccolo qua il nostro caro amico. Vediamo se possiamo lanciare una bella mazza da baseball là sotto e attirarlo. Vai, bello! Vai a dare un'occhiata. Attenzione che ci sono 2 guardie, anche un bel ragazzone dall'altra parte. Ok, Sì, ecco che signore, gira lo subito. sguardo. Forse abbiamo la possibilità di agire. No, no, no! Ehi. Maledizione, 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 siamo fritti. Dobbiamo utilizzare l'istinto per andarcene. Ah, è una zona molto complicata. Andiamocene via. Ok, allora siamo nuovamente salvi, però... Signore, la smetta subito. Andiamocene via, questo ci rompe le scatole. Lasciami in pace, maledizione. Vediamo un po' se ci segue questo maledetto. Vediamo. Abbiamo attirato la loro attenzione, abbiamo soprattutto sprecato tanto istinto. Dannazione, la situazione si fa più complessa del previsto. Prendiamo una bella bottiglia di vino, non per scolarcela, ma per attirare l'attenzione di qualcuno. Allora, vediamo un po'...
quel maledetto là sotto è davvero un problema. Vediamo, ecco che continua ad andare avanti, un'altra bella mazzetta da golf. Vediamo se possiamo eliminare questo capocciona pelata qua davanti a noi. Ok, procediamo in avanti, perfetto. Proviamo ad attirarlo qui dentro, molto bene, attenzione. Mettiamoci proprio qui vicino al nostro, alla nostra cella frigorifera. Ah, ecco che se ne va via proprio per i fatti suoi. Ok, procediamo in avanti, proviamo ad affrontare la stessa strada. Perfetto, andiamo, vediamo cosa c'è finalmente in questa zona. Vediamo, ci sono 2 guardie. Qui c'è una specie di barbecue. Maledizione, attenzione, vediamo. Non credo che le Saints arriveranno qui a dare un'occhiata. Allora, proviamo a lanciare immediatamente la nostra bella bottigliona da qualche parte, magari laggiù. Perfetto, eccolo il nostro amico, vai a farti 4 passi. Sta arrivando la Saints, perfetto, proprio quella che praticamente non mi aspettavo, però a quanto pare sta arrivando. Vediamo un po' se possiamo fare qualcosa. Eccola, eccola. È una situazione molto complicata. Allora, vediamo un po' quello che possiamo fare. Dobbiamo eliminare prima questo bel ragazzone, poi la Saints. Perfetto! 2 ottimi colpi. Allora, l'uscita è proprio dall'altra parte. Possiamo andare immediatamente, magari con il nostro istinto, e sfruttare tutte le nostre possibilità. Allora, l'uscita è proprio a 50 metri dalla nostra posizione. Qua ci sono 2 guardie davanti a noi. Passiamo dietro il pick up. Allora, probabilmente dobbiamo scassinarle. Dannazione. Abbiamo conservato qualcosa, un mattoncino. Maledizione, vediamo. Non posso far saltare quest'antifu. Si sono accorti. Attenzione. È che proprio non capisco come arrivare dall'altra parte, perché se la zona è controllata, ovvero... Ecco, hanno trovato i corpi, maledizione. Ecco che tutti quanti vengono... Ecco, tutti quanti, come dire, si stanno concentrando sull'altra zona. Andate da quella parte, maledizione. Fatemi passare. Ok, perfetto. Utilizziamo il nostro istinto alla grande. Perfetto. Andiamo da questa parte. Ecco l'uscita. Speriamo che non sia chiusa, maledizione. Speriamo che non sia chiusa. Forza, dai, hai imparato tutto su Skyrim, amico mio. Avanti, avanti, eri un ladro su Skyrim, quindi ce la puoi fare. Perfetto, entriamo alla grande. Eccoci all'interno della nostra terza parte dell'avventura. Ci ritroviamo all'interno di un'ambientazione abbastanza bizzarra, ovvero un campo di grano, un tipico campo di grano del Midwest, potenzialmente una copertura eccellente. E ci ritroviamo davanti ben 3 Saints, ovvero le rimanenti. La prima è Louisa Kane, un ex agente di polizia del dipartimento di Phoenix, agente sotto copertura, precedenti di violenza nei confronti di sospetti, tiratrice scelta, eliminare a breve distanza. Allora, stiamo molto attenti a queste annotazioni che potrebbero essere molto utili per rilevare particolari punti deboli. Invece abbiamo anche Jacqueline Moread, a quanto pare atleta olimpica, medaglia d'argento di tiro al piattello. Stiamo molto attenti, questa mi sa che sa sparare. Asociale e acuto disturbo della personalità, quindi probabilmente la troveremo isolata. Allora, molto pericolosa e affrontare con estrema cautela. Per quanto riguarda la Sandra Dixon, deve essere appunto quella che ci ha lanciato il colpo di RPG dritto in faccia e deve essere appunto il capo di questa sorta di gruppo di Saints. Allora, è ovviamente stata anche essa un agente della polizia, quindi sa tutte le pratiche di arresto e anche di combattimento, molto pericolose e affrontare con estrema cautela. Bene, eccoci finalmente all'interno della nostra azione. Allora, abbiamo una bella pattuglia militare che continua ad andare in avanti. Allora, però guardate che figa questa ambientazione, un bel campo di grano del Midwest, proprio quello che ci voleva. Allora, vediamo un po', ci sono diverse guardie qui davanti a noi. Un bel baule, magari lo possiamo utilizzare per metterci dentro qualcuno. Allora, vediamo, una bella guardia qui davanti a noi, ci sono le Saints che probabilmente stanno andando verso la loro base operativa, quella specie di capannone lì in fondo. Ah, qua ci sono anche altre 2 guardie addentrate all'interno del campo di grano, vicino a quella cisterna arrugginita. Allora, vediamo di attirare l'attenzione di qualcuno. Questo bel ragazzone che lavora alla sua macchinina. Vediamo di dare un bel colpetto. Oh, eccolo qui. Vieni qua, amico mio, vieni a dare un'occhiata. Di un'auto nelle vicinanze. Chiedo il permesso di controllare. Ricevuto, vado. Attenzione che sta arrivando anche un altro bersaglio, maledizione, non vorrei essere scoperto, eccolo, proprio adesso doveva venire questo a dare un'occhiata. Vediamo quello che possiamo fare, maledizione, mi sa che è stato tutto invano. No, lasciami in pace, abbiamo la nostra bella corda di pianoforte. No, maledizione, ci siamo messi in una bruttissima situazione. Maledizione, vediamo quello che possiamo fare, dobbiamo essere più veloci di lui, andiamo, forza che lo prendiamo, vieni qua, non scappare amico mio, portiamolo indietro, presto che ci vede quell'altro che sta guardando appunto il suo finestrino, andiamocene via, mamma mia che rischio. Allora, portiamolo immediatamente qui dentro, pesantuccio il nostro amico, avanti. Lasciamolo qui dentro, addirittura con gli occhialoni Ray-Ban, non bada a spese. Allora, ce l'abbiamo fatta, vediamo che cosa stava lavorando. Qui era in terra, stava guardando qualcosa, vediamo.
Ah, un bel coltello dell'agenzia. Questo deve essere utile per effettuare quindi uccisioni molto particolari. Allora, vediamo un po'. Probabilmente per arrivare alla nostra zona operativa dobbiamo addentrarci nei campi di grano. Quindi lasciamo il nostro amico qui lavorare al suo SUV. Fate un bel giretto, fumati una sigarettina, amico mio, io ho da fare. Perfetto, la staccionata qui è ceduta, quindi possiamo andare avanti. 47. Sappiamo che sei là fuori. Attenzione, ma che ci hanno visto? Attenzione, qua ci sono un pelatone e anche un'altra guardia. Sarai nascosto dalle piante di grano se resti basso e quieto.